Vendone veneziano, siamo in Olanda, chiaramente c'è il sole perfetto e oggi voglio provare su sta pista, voglio provare i danni, la mod dei danni per vedere se è fatta bene, se non ci sono 52 ritiri e di rendere un po' più bello, diciamo, avvincente la gara. Ci siamo, eccoci. Il giro di L'importante è formazione stare sta per davanti a Aston iniziare Martin, e le questo è temperature del l'obiettivo. tracciato sembrano Noi cocenti. partiamo Staremo a vedere 18esimi. come le scuderie gestiranno questa condizione. Dobbiamo fare grandi cose, ragazzi. Vai, raga, andiamo. Go, 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 Gran Premio d'Olanda. E si parte. Speriamo di fare una gara decente, anche se è una gara che non mi piace per niente. Attenzione. Gigi fuori, attenzione. Subito Gigione fuori. La virtual Safety è car. stata attivata per via dei troppi detriti in pista. Non ho danni, Ci informano che gli ufficiali faranno entrare la safety car, Safety dato car l'aumento subito. dei rischi in pista. Gigione Hamilton fuori. Gigione Hamilton fuori. E così stiamo testando la mod, ragazzi. In questa gara la testiamo con calma, e vediamo se è attendibile, se non fa troppi casini, chiaramente. Cioè il giusto deve essere. Chiaramente è un po' presto per andare ai box. Voglio i colpi di scena, Ok, ragazzi. rallenta, Voglio le pazzie come mi rallenta. viene. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Va bene. Rallenta. Comunque non ho danni, per fortuna. Perché anch'io adesso ho i danni aumentati, Penso che nessuno andrà ai box, perché la sosta è presa tra il 10° e il 12°. No, qualcuno sta anche andando, incredibilmente. Ok, siamo in regime, siamo 14esimi, questo è anche positivo. Subito incidente per Gigi Hamilton, come piace dire a me. Uno non può essere 7 volte campione se non si chiama Gigi Hamilton. La Che lotta, non puoi ragazzi. superare finché non viene esposta la bandiera E verde. vediamo un po'. La safety car è in questo giro. 36 giri di pazzia, fiori. Purtroppo è una mod fatta con culo, troppi. Attenzione. Attenzione, non ci credo. Non ci voglio credere, non c'è la mod, ve lo giuro. C'è stato un incidente. Mamma mia, con che detriti testa coda. sparsi. Fortunatamente Che gli culo, addetti siamo hanno ottavi, non rimosso ci credo. tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. Non ci voglio credere. No, non sbagliare C'è culo. stato un incidente con detriti Mamma sparsi. mia. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. Collisione con Stroll. Ah, forse ho beccato Stroll da dietro. Mamma mia, incredibile. Il finimondo con e senza mod. It's incredible, Kuma. It's incredible. Siamo ottavi, non so come. Siamo ottavi e non so come, onestamente. Danni non ne ho, per fortuna, mamma mia. Però siamo lontani da Magnus. Ok, il distacco è 2,9 secondi. Attenzione, però. Bottas non mi può venire addosso così, però Valtteri. Ok, il distacco da quella dietro è 1,8 Valtteri mi secondi. supera anche. Mi ha superato bene Valtteri, purtroppo. Bandiera verde, Ancora? bandiera verde. Siamo di nuovo in gara. Problemi per qualcuno. Ora sta succedendo il Adesso sei finimondo. nella top 10, continua così.
Ancora safety car, non c'è più la Gli mod. ufficiali di gara faranno uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme Non in c'è la pista. mod, signori, non Attento c'è al la delta. mod. Fuori Latifi. E fuori Perez squalificato, incredibile. Senza mod, casini. Finalmente colpi di scena, porca miseria. Con la mod, ecco, capisco che con la mod eravamo in 10 praticamente. Seconda safety car nello spazio di pochissimi giri. Cioè, in 5 giri 2 safety car. Prima con la mod, ok, ma adesso senza mod. Lotta. Vai, come sfruttiamo sta gara pazza. Vai. Vai, dammi la Bandiera verde. verde. Green flag. Madonna, doppio sorpasso allucinante, siamo sesti. Relax, come relax, incredibile quello che sta vedendo in Olanda in una gara non favorevole oltretutto. Ho sfruttato soprattutto il casino che ha combinato ancora. Attenzione! Ok, ci sei quasi, stiamo raggiungendo l'auto davanti. C'è Gasly stato un fuori. incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, Qui al quindi 100% niente non c'è safety la car mod per perché adesso. Alcune informazioni su Gasly. La vettura ha un Fatto grave una verifica problema, a della quanto sacca pare di dovrà integrità. ritirarsi. E ho tolto tutto. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa Mamma mia. attenzione. Quella curva sta creando disagi. Noi siamo incredibilmente sesti, non so come, non so il perché. E abbiamo Ocon davanti, uno che si può superare. La finestra del pit stop si è aperta. Siamo già in pit, ma possiamo allungarlo assolutamente. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di 1 secondo a giro. Devo curva qua che fa i danni. Tanti sono già i box. Ok. C'è già tutto più regolare. Condizioni delle gomme ancora ottime. Eh sì, infatti aspetto andare. Mamma mia che occasione della vita. Di fare tanti punti per la mia scuderia. Dai, come involati verso la gloria eterna. Il podio sarebbe un po' troppo, però in questa gara può succederti tutto, onestamente. Altra gente va ai box. I commissari Siamo hanno dato quarti, ok per fioi. il DRS. Non ci credo, facciamo l'ultimo settore meglio di tutti, fiori. Questo è importante, eh? Molto bene. Non è che può diventare una gara favorevole l'Olanda. Non stiamo guidando male. Qua ho sbagliato malissimo però. Qua non abbiamo fatto un bel settore però, eh? Barnes è sesto, ragazzi, il nostro quinto pilota è terzo. E qui è sesto. Sta gara possiamo fare bene, c'è il bug, quell'incidente là, il secondo. Ci ha dato una grossa mano. Ok, box anche Ocon. E anche Charles.
Siamo secondi, Beppe. Barnes è quarto. Ok, adesso il gruppone si è... insomma, non è più compatto come prima, quindi adesso ci giochiamo veramente tanto. Perché vogliamo la gara della vita. La pretendiamo la gara della vita. Siamo secondi, voglio stare almeno un giro primo, cazzo. Adesso Sainz andrà sicuro ai box. Mamma mia, cosa ho rischiato qua? Cosa ho rischiato qua, Beppe? Cerchiamo di capire le yellow. Attenzione, yellow flag per pochissimo. Mamma mia, che gara, ragazzi. Quanti errori. E siamo primi. Siamo primi, non so come, ma siamo primi. Non so quanto durano le gialle, ma sicuramente no. 20 passaggi, devo mettere le hard. Abbiamo ancora un bel ritmo per il momento, Forse un altro giro possiamo spararcelo. Voglio le gomme il più fresche possibile per la seconda parte. Però sto già prendendo parecchio da Charles, no, è meglio andare box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Se va anche Barnes è un deficiente, ovviamente. Ok, andiamo di hard. Andiamo di hard, Beppe. Andiamo di hard. Ok, siamo ai box. Tanti ritiri, Beppe. Siamo secondi. Veloci, veloci. Bravi ragazzi, bravi. Siamo sesti per il momento. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Un casino quando devo stare davanti a questo treno. Non ci voglio credere. Mamma mia, che rischium. Le gomme fredde, purtroppo. Russell e Ocon ci superano. Questa non ci voleva. Sei 5 posizioni dietro al tuo compagno. 5 posizioni vi separano. Attenzione Max. Mamma, cosa ha fatto Max qua? Qua Max mi ha veramente umiliato. Bravo Max. Bravo Max. Bravo Max. Nona posizione. Il sogno è finito. Il sogno di fare podio è finito. Lo sapevo, però pazienza. Troppo forti. Poi io il primo giro con le gomme nuove che no, mi supera. No. Questa è una cosa bellissima, che le gomme veramente nel primo giro dopo la sosta sono impossibili da governare. Max vai box. Max ai box. Ma non sono stati incontrati. Non l'ho capita questa. Forse problemi per Max. Mi godo. Però Russell e Ocon sono già in fuga, purtroppo. Ci dobbiamo involare verso la gloria eterna. Queste gomme hanno una bella durata.
credo che ancora qualche posizione me la posso prendere, perché c'è ancora qualcuno che deve fare la sosta, tra cui Barnes. Distacco dall'auto davanti, 5,2 Ma stai secondi. buono. Abbiamo Bottas, tra la gara precedente e questa veramente ho sempre Bottas dietro. Dai ragazzi, possiamo fare bene, dobbiamo fare bene, possiamo fare ancora punti. Importante perché Vettel comunque in zona punti e la nostra sfida è con l'Aston Martin. La concentrazione è massimale. Peccato solo per le condizioni meteo che o sono buggate o non lo so. Vantaggio minimo su Bottas, mentre Ocon e Russell veramente sono in fuga. Questo non me l'aspettavo. In realtà sì, ma io spero sempre nella zona podio, lo sapete, sono un porco. E Barnes va ai box. Quindi mi ciuccio un'altra posizione, mi ciuccio. Sesta posizione, ora cominciamo a godere, sarebbe bellissimo finire sesti. Ringraziamo l'incidente, non mi ricordo chi, Latifi forse, boh, che ci ha fatto guadagnare tantissime posizioni in una curva. Fastest di Max, fastest di Max. Bisogna capire se abbiamo qualcuno di forte dietro. Certo, sapere che c'è Verstappen dietro non è bello, però la possibilità di fare punti è no concreta, de più, e non me l'aspettavo. Stiamo tenendo dai su Bottas, però non riusciamo a guadagnare su quelli davanti, ma d'altronde hanno la macchina troppo più forte. Certo, con gli ultimi aggiornamenti, quando sbloccherò tutti gli aggiornamenti, avrò una macchina che comincerà a essere abbastanza competitiva e per lottare con tranquillità per la point zone, in un inglese perfetto, di madrelingua. Tanto qualcuno ai box, Ricciardo ai box, ma forse la tiene la posizione, sì. Stai distanziando l'auto alle tue spalle a ritmo di 3 decimi a giro. Di pochissimo, ma la tiene Ricciardo. Però alle gomme fredde Ricciardo. Io sono deficiente però. Alle gomme fredde Ricciardo, alle gomme fredde. E si vede che fa fatica. Questa è la cosa più bella di sta Formula 1, che sono tanti bug, però almeno quello di retirini l'abbiamo risolto. In attesa della patch official. Devo sfruttarla, cazzo, devo sfruttarla. Sto provando. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure. Internazio, silenzio. Internazio, silenzio. Sentenza cumendiana. Sta tornando il cume, ragazzi, sta tornando. E siamo quinti, non ci voglio credere. Qui in Olanda stiamo facendo qualcosa che non ha senso. Molto bene, molto bene. Andiamo al nostro giro, un buon giro contando i sorpassi e tutto. Adesso sarebbe meraviglioso tenere la quinta piazza in una gara proprio inaspettata, questa, vediamo i componenti. Sono messi bene, non dovrei avere problemi teoricamente.
Adesso 2 ritiri davanti e andiamo in zona podio, dai. Crediamoci. Gufiamo quelli davanti. Very good, Kume, very good. Il distacco dalla vettura davanti è 6,6 Per secondi. piacere. Bene, stiamo anche guadagnando su Ricciardo. Mamma mia che passo gara, signori. Che passo gara. Stavi prendendo la mano, dai. Ciao Ricciardo. Facciamo la nostra miglior prestazione. Adesso il mondo sta cominciando a capire chi è il talentissimo. Dai, Kume, vola. Perfetto, perfetto, stiamo guadagnando su quella dietro, non guadagniamo su quella davanti, ma in questo momento sinceramente non me ne frega. Non mi basta portare a casa il quinto posto, che è qualcosa che non ha senso. Dopo i tanti problemi sta arrivando un po' di sereno in casa Kume. Vai Fioi, vai! 2 safety car mi hanno molto aiutato comunque. Ragazzi, ormai mancano 2 giri. Si è ritirato anche Mick Schumacher. A me si è rotto l'ERS per un po' di giri, eh? Una cosa abbastanza pittoresca. Però ci siamo, potremo realizzare veramente un sogno. Grazie alle safety car e ai tanti ritiri possiamo beccare un quinto posto mostruoso, ma stiamo calmi e stiamo buoni. Basta un attimo ed è finita. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ah, stai buono. Stiamo tranquilli, cerchiamo di fare gli ultimi giri bene, che se le gomme cominciano a soffrire. Che inizia il final lap comendiano, il classico final lap comendiano. Qua andiamo un po' lunghi. Ok, 4 decimi, la Sei duretta. all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 33,9 secondi. Che sarebbe fondamentale questo quinto posto. Dai, come pitturiamo. Vince Carletto. Vince Carletto, strano. Comunque ho provato a fare una carriera pilota e il metodo va perfetto, quindi forse questa stagione ormai andrà così, dalla prossima si sistemerà. Pazienza. Adesso pensiamo agli ultimi chilometri. È vicino Norris, ma possiamo farcela. Vai ragazzi, andiamo a prendere un quinto posto fondamentale. Grandissimo quinto posto, mamma mia, grandissimo risultato. Oh yes baby. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. E pilota del giorno ragazzi, silenzio. Molti avevano dubbi sulla... Ma basta. Ed eccoci. Leclerc che li vince tutto.
Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Quindi diamo un'occhiata alla classifica più 62 piloti. è bello. Dopo questa giornata Noi siamo incredibile, chi è dodicesimi, stato il migliore in pista per te? Gli ottavi, Il ragazzo d'oro costruttori. ha lottato con coraggio e a tratti aveva un passo di gara incredibile. Qualifica anche a Monza, è arrivato un meraviglioso quinto posto. Cioè, a Monza, lo sapete, è la mia gara in assoluto. Chiaramente il meteo è sempre sole, non avevo capito, devo aspettare la prossima stagione. Raga, saluto e raccomando, Veneziano. Ciao!